parliamo fiantin delle strade, di qui che rancurava scolassi a Venezia, si chiamava Spassin, ne Turbino. Ancora, e che cambia nome, e si diventa operatore ecologico, Spassin, però mi ricordo i Spassini vecchi. Qui che veniva da Pestrina, da Burano, da Sant'Erasmo, da Campalto, da tutte quante isole nostrane, e veniva a Venezia a lavorare con una mascheretta a un remo, da alba al tramonto, poco che per niente. E portava una carriola con una tela incerata per sopra. E quando le entrava in casa aveva una trombetta anche lui, e suonava pupu, Spassin, Spassin, e arrivava e donna sentiva e andava a basso, non che c'era i sacchetti che si cuono, no, che c'era il bidone degli scolassi, e io ricappava il bidone e travasava dentro in sta carriola. Ma guardate, il profumo che veniva fuori da che, con la sava che a te cerata, guarda, e insieme stava tutta, e la curava e portava via. I Spassini però aveva un'altra incombenza, e ora che a volte non era i gatti come chi dice adesso, stroppai dai scoai chi fa, perché fa così quello. E butta tutto in gatto, e il gatto si stroppa, e a spesa del gatto che serve per ricevere acqua piovana, si stroppa, e dopo ti passi che c'è acqua in canale, anche se non c'è acqua in canale. E i Spassini, sulla scuola dopo vernetà in strade, gli aveva impirato un corteo, e col corteo gli nettava il gatto. E gli era bello che votava. In più gli era un'altra roba, che gli aveva i ponti, e a esata del ponte c'è del marmo, e ora toccava la scuola in acqua, e inettava quella scuola, e a parte bianca si vedeva che sto ponte che respirava, e pareva come noi altri, con siamo a letto, che siamo in cagoi, e andiamo a lavarsi gli occhi, questa roba era per il ponte, e non si vedeva quello che si vede il culo adesso, che i popò dei bocche di erba botanica, no, che a volte è Spassin, quella sul paetta, andava sulla Piera Viva o sulla Piera, sui piere comuni di terra, e la cavava via, la buttava in acqua. Questo c'era il Spassin. In più vi conterò un aneddoto del Spassin. Chi era pagai da un certo Beanda. Sto Beanda gli sfruttava a morte i Spassini, perché poi a Reti lavorava come che ho detto prima, da Elba al tramonto, e per pochi schei. Io che c'appalla appalto anche dei neve. E ora cosa hai detto? Beanda, chissà che Dio te amanda, ma che te amanda tanto fino che partì sarà e te rovina. Infatti quell'anno ne vega tanto, che Beanda che fa io.